è la prima ripresa. L'evento è un evento in cui è improntato su 4 pugili dilettanti e 3 professionisti. I pugili dilettanti sono della Box Mantova e i professionisti del Team Cavallari Ventura. La piazza ha risposto molto l'anno scorso e vedo che sta rispondendo molto anche quest'anno, perché comunque il pugilato affascina, dipendentemente che può sembrare per molti uno sport violento, però poi si vedrà che non è così, insomma. Il pugilato mantovano è un pugilato molto fiorente, nel senso che adesso si è appena nata un'altra società, per cui sul territorio ci sono 3 società molto vive. Il problema è la difficoltà di trovare l'agonista, perché l'amatore, le palestre sono piene di amatori, l'agonista fai fatica a trovarlo perché comunque c'è un impegno e un sacrificio non indifferente. La palestra buona, noi dall'86 che siamo lì, per cui il quartier generale del pugilato mantovano, siamo lì tutte le sere dalle 5 alle 8, non è un corso per cui uno viene e si aggrega con tutti, anche con il professionista, anche se è l'ultimo in ordine cronologico che viene. L'importante è che ci metta passione. Organizzare di fronte al bar di Attilio Lasagna è un qualche cosa di particolare. Attilio Lasagna è stato a parte un campione, ma comunque che aveva il pugilato nel cuore, per cui avendo il pugilato nel cuore tutto quello che era di positivo del pugilato lui lo trasmetteva, e anche organizzare di fronte al suo bar in cui è come se lui fosse qua con noi. Lo stato della box mantovana, noi ci stiamo impegnando a tutti i livelli, fa la vigna con la box Mantova in palestra per costruire qualche nuovo giovane pugile di cui c'è bisogno, e diciamo io a livello organizzativo per cercare di creare una vetrina importante e anche qualche evento sportivo per la città che insomma speriamo possa piacere. Ecco, noi l'impegno ce lo mettiamo. Ci saranno 7 incontri, 4 dilettantistici con 3 ragazzi da box Mantova, 1 della box Viadana contro avversari vengono da Brescia, da Guastalla e da Parma, e poi 3 incontri professionistici sui 6 round di atleti ai vertici nazionali della propria categoria. Ci sono 4 pugili del mio team, ho cercato di fare incontri molto equilibrati perché dagli incontri equilibrati viene lo spettacolo. Anche quest'anno siamo riusciti ad a sostenere l'organizzazione della Box Mantova, che ci mette tutta la passione, e noi con loro li sosteniamo. È stata una bella serata, si deve ancora svolgere la parte quella più professionale, diciamo, ma questa qui dei giovani è molto accattivante e molto entusiasmante. C'è il primo match per i pesi gallo, Gianluca Conselmo del mio team, 3 volte campione italiano da dilettante, ha già combattuto 2 volte qui a Mantova, incontra un avversario molto duro, Alessio Lorusso di Monza, che poi lo riconoscerete perché ha la faccia piena di tatuaggi, non ha un centimetro libero, e 2 ragazzi di Siracusa, quindi una rivalità molto accesa, Michelino Di Mari e Ciprian Albert, e poi incontro finale pesi welter, Gaetano Guttà di Catania del mio team, già sfidante al titolo italiano, contro Arblin Caba di Bologna che ha 6 vittorie su 6, quindi anche quello un match assolutamente dall'esito impronosticabile. Insomma, speriamo che sia una bella serata di sport. Applauso a Michelino Di Mari.